Bentrovati amici della Wii Sport, siamo alla sesta giornata del campionato di eccellenze per il girone B. Dal Garden Sport di Mili sono pronti a scendere in campo Città di Messina e Paternò Calcio. I padroni di casa, allenati da Mister Furnari, vengono dall'importante successo per 2-0 sul campo dell'Adrano, grazie alle reti su calcio di rigore da parte di Rasà e Cardia. Mister Coppa, insieme ai suoi, ha raccolto 3 punti importanti nell'ultimo turno con la vittoria per 2-0 nei confronti dell'Atletico Catania. Di seguito le scelte del Città di Messina con Paterniti tra i pali, difesa a 3 con Bombara, Filistad e Leo. A centrocampo sono 5 gli elementi con Di Stefano e Fragapane sulle fasce, Quintoni, Alessandro e Cardia sulla linea mediana. In avanti Rasà e Codagnone, classico 3-5-2 per il Città di Messina. Dall'altra parte il Paternò con le scelte da parte di Mister Coppa, con l'1 Cirnigliaro, col 2 Spampinato, 3 Gallo, 4 Ciarcià, 5 Chiavaro, 6 Trovato, 7 Emanuele, 8 Viglianisi, 9 Randis, 10 Barberi, 11 Frittitta. Arbiterà la partita il signor Agostoni della sezione di Milano, coadiuvato da Canale e la Monica della sezione di Palermo. Città di Messina che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri videoschermi in questa prima frazione, viceversa il Paternò che ha subito una buona occasione col tentativo da parte di Ciarcià, che con il mancino però non inquadra la porta di Paterniti. Continuano a rendersi pericolosi gli ospiti nell'azione successiva con questo pallone gestito male da Filistad, che favorisce il tentativo da parte di Barberi, che però con il destro deviato non riesce a sorprendere l'estremo difensore del Città. Minuto 10, episodio chiave del primo tempo, fallo di reazione da parte di Cardia, che stende così il giocatore del Paternò, e il Città di Messina al 10° minuto e già in 10 uomini continuano però ad attaccare i padroni di casa nonostante l'inferiorità numerica. Rasà va a servire Codagnone che ci prova con il destro, il pallone messo in calcio d'angolo da Cirnigliaro. Arrivano però veementi le proteste da parte del Città, infatti il direttore di gara Agostoni non va a convalidare il corner. Ancora il Paternò in avanti con il tentativo di Ciarcià di allargare per il compagno, che mette il pallone in mezzo, ci prova Randis che però manda alto. Città di Messina che prova a gestire il possesso nonostante l'inferiorità numerica. Qui il pallone viene messo sulla verticale per Codagnone, che viene steso così per il direttore di gara. È un fallo da rigore e arriva anche l'espulsione per Chiavaro. Incredibile, al 32esimo il Città di Messina ha l'occasione per sbloccarla con il tentativo su calcio di rigore affidato al solito Rasà, che affronterà Cirnigliaro. Parte Rasà col destro e arriva il gol dell'1-0 del Città di Messina. Ancora una volta Rasao meravigliao, 4 gol per lui fino a questo momento, grazie ad altrettanti calci di rigore. Spietato, freddissimo come sempre dagli 11 metri l'attaccante di Mister Furnari, e quindi porta in vantaggio il Città di Messina in questa importante gara della sesta giornata contro il Paternò. Ancora in avanti i padroni di casa con questo tentativo col mancino da parte di Codagnone. Di lì a poco arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara Agostoni, che manda le due squadre al riposo. Parziale di 1-0 grazie al calcio di rigore di Rasà realizzato al 32esimo, con cui il Città di Messina adesso guida per 1-0 in questa sfida. Nella seconda frazione parte subito bene il Paternò, bellissimo l'anticipo da parte di Leo, che mette in calcio d'angolo. Arriva anche il primo cambio, infatti entra in campo Calcagno che ha proprio l'occasione su calcio di munizione per trovare il gol del possibile 2-0. Il numero 15 però non riesce a sorprendere il portiere Cirnigliaro con questa conclusione centrale. Poi c'è un calcio di munizione affidato allo specialista Quintoni, che mette il pallone in mezzo. Arriva il tentativo in girata da parte di Leo, che però manda di poco alto. Su calcio di munizione pericoloso anche il Paternò. Il tiro di testa però del centrale difensivo di Mister Coppa viene facilmente parato da Paterniti. Secondo cambio con l'autore del gol dell'1-0 Rasà, che va a prendere il giusto riposo favorendo l'ingresso in campo da parte di Mastroianni. Esce anche Quintoni per Costa. Ancora il Città di Messina in avanti con questo tentativo proprio di Mastroianni, che con il sinistro non trova però la porta. Ancora il Città con questo calcio di punizione da parte di Calcagno, non lo tocca a nessuno e il pallone va a sbattere sul palo. Buona occasione grazie al tentativo da parte del neoentrato Calcagno. Poi un calcio d'angolo ancora una volta per il Città di Messina. Il tentativo da parte di Costa viene deviato così da Cirnigliaro.
Un'occasione ghiotta ancora una volta per Costa. In occasione successiva infatti viene liberato da Mastroianni, prova a superare con questo mezzo lob il portiere. Occasione sprecata per il Città di Messina. Il Paternò ci prova a pareggiare. Un tentativo ancora una volta di Randis deviato in maniera magistrale da parte di Filistad, e arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Il Città di Messina vince sul Paternò e vola a quota 13 in classifica. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.